Ministro, Valdobbiadene è stata capace di portare il tema dell'innovazione in un momento così delicato per il mondo della scuola, quindi che cosa vuole dire ai docenti, ai professori e al comitato che ha organizzato questo festival? Io sono venuto qui apposta, sono venuto qui proprio perché Valdobbiadene oggi vuol dire innovazione e vuol dire innovazione nella scuola, cioè nel punto più delicato del nostro paese. Noi oggi abbiamo due problemi in questo paese, dobbiamo riprendere l'economia, ma l'economia deve riprendere sulle solide gambe della formazione e dell'istruzione. Questo è quello che si impara a Valdobbiadene. C'è un altro aspetto importante, questa è una scuola di provincia ma riesce ad essere capitale della nazione italiana, della scuola e dell'innovazione. Ecco, bisogna guardare questo progetto per il futuro. Assolutamente, non soltanto, ma bisogna guardare questo progetto, ma fare di questa esperienza di Valdobbiadene il perno di una rete nazionale che possa ripetersi, che possa svilupparsi e che possa, partendo proprio da Valdobbiadene, diventare il nuovo supporto per la crescita del paese. Partiamo da Valdobbiadene. Un altro aspetto significativo, Valdobbiadene è stata capace di andare oltre le barriere dei confini regionali, scuole da tutta Italia, dal sud che arrivano qui in Veneto a mostrare le loro eccellenze. Perché si dimostra ancora una volta che è fondamentale avere i piedi ben saldi nel territorio, ma avere la mente che guarda tutto il paese. I tanti ragazzi che stanno arrivando, i presidi, i docenti che arrivano da Catanzaro, che arrivano da una parte del paese qui, nel cuore del Veneto, ti dimostra però una cosa, che partendo dalla scuola si può ricucire il paese. Il paese è un paese, lo sappiamo, che ha molte disparità interne. Bene, dobbiamo ricucirle partendo dalla scuola e stiamo partendo di qua. Guardi, proprio partendo e venendo qui, parlando con l'assessore Donazzan, mi sono convinto che diventa assolutamente necessario pensare ad una giornata nazionale. Sono qua anche molto per imparare da voi e quindi per fare di questo però il test, il luogo di sperimentazione proprio per questa giornata nazionale. In conclusione, un auspicio per l'inizio dell'anno scolastico. Stiamo partendo, siamo partiti il 1° di settembre, quindi l'auspicio è continuiamo come stiamo facendo, tutti insieme, avendo chiaro che la ripartenza della scuola è la ripartenza del Paese. Grazie a tutti voi. Assessore, oggi è una giornata di festa per il Veneto, oggi è una giornata di festa per Valdobbiadene, ma direi per tutta l'Italia. Professori e dirigenti scolastici da ogni regione italiana qui a Valdobbiadene, non a parlare di Green Pass, di polemiche di trasporti, ma di innovazione per il futuro della scuola. Posso definirla storica. Io credo che sia proprio stato un momento di grandissima rifondazione di un messaggio, quello che la scuola è la nostra comunità. È una comunità nazionale, come ha voluto ben dire il Ministro, poggia sulle specificità e le ricchezze dei territori, come ho voluto sottolineare io e il Sindaco di Valdobbiadene, ma la cosa veramente straordinaria è che il Ministro ha messo veramente grande passione nelle sue parole nel dire che l'innovazione scolastica è un divenire quotidiano e che la cosa che dobbiamo fare è metterla a fattore comune, in un dialogo, cioè stare insieme sulle parole. Io oggi ho detto apertamente, io sono una donna di destra, il Ministro evidentemente no, ma noi in un rapporto di dialogo, cioè stare insieme sulle parole, dare senso a quelle parole, anzi farci dare le parole dal senso, ed è quello di rimettere la scuola nella sua condizione migliore, con reputazione per i docenti, con serenità all'interno, con grande innovazione perché è già il futuro. Ecco, questo è quello che al di là di destra e di sinistra, ma queste sono frasi fatte, noi dobbiamo stare insieme. Preside Raffaelli, quest'anno Valdobbiadene ha ospitato il Festival dell'Innovazione Scolastica, l'anno prossimo la Giornata Nazionale dell'Innovazione Scolastica per volontà del Ministro. No, siamo veramente grati al Ministro, grazie alle scuole che sono venute qua. Noi abbiamo lanciato questa idea, come si fa con le provocazioni, che si prova a dire dai, sarebbe veramente interessante. Invece è stata accolta con entusiasmo dal Ministro, che è stato il primo firmatario del manifesto di innovazione scolastica. Dal prossimo anno il festival si chiamerà Festival Nazionale di Innovazione Scolastica e si farà ancora a Valdobbiadene il 3-4 settembre. È una grande soddisfazione per noi, per tutto il territorio e per tutte le scuole in Italia. No, è partito come un piccolo seme questo festival, condiviso tra me e la dirigente Barazzuol e l'associazione Apis con il professor Ballerini e improvvisamente si è aperto uno squarcio di entusiasmo che c'è nella scuola, per cui la scuola non è solo quel grumo di problemi di cui parlano spesso, troppo spesso i media. Nella scuola c'è tanta vita, tanta positività, tanti dirigenti e docenti che rischiano e provano strade nuove e questo è il festival.
Allora, siamo enormemente felici di questa notizia, anche perché fin dall'inizio noi abbiamo voluto dare un carattere nazionale a questo festival, invitando le scuole davvero di tutte le parti d'Italia. Il fatto che il Ministro abbia veramente colto questo spirito e abbia voluto sancire la nostra intenzione con una giornata nazionale dell'innovazione scolastica è davvero il motivo della gioia più grande per noi. Sì, una giornata oltre alle aspettative lo è senz'altro per merito del Ministro che ci ha stupito con la sua presenza innanzitutto, ci ha stupito perché ha voluto subito firmare il manifesto che è stato redatto per l'occasione e soprattutto perché il Ministro di sua spontanea volontà ha voluto dire oggi che questo Festival dell'innovazione scolastica dal prossimo anno deve diventare un festival nazionale dell'innovazione scolastica e dovrà tenersi ancora qui a Valdobbiadene. È un grande impegno, è un impegno che l'assessore Martina Bertelle si dovrà prendere in prima persona per conto dell'amministrazione comunale, ma sarà accompagnata dai dirigenti scolastici della DF e dell'Isis Verdi, da tutto il personale, insomma sarà un bel lavoro, è bello darci questi obiettivi.